gestire in maniera diversa e con uno spirito che ritornasse più a quello che erano le origini dal quale sono nato. Chiaramente 1994 ha uno spirito, sì, che in qualche modo insomma, vuole ripercorrere quello che è stato per noi, per quanto mi riguarda, insomma, la Casa Velsa, però con un'attenzione a quello che oggi è la modernità, l'attenzione, quindi una cucina di sostanza, credo, di consistenza, senza troppe evoluzioni in termini di ricerca estrema, però utilizzando tutte quelle che sono le tecniche che oggi le attrezzature ci permettono di fare, quindi senza troppo esagerare da una parte, senza troppo dall'altra, e fondamentalmente abbiamo creato un locale dove la gente, spero e penso, che possa ritornare col piacere di essere seduta a tavola e essere coccolata. Chi viene a trovare il 1994 abbia la sensazione che non ci sia differenza tra il pranzo e la cena, ma questa è la nostra casa, questo è il nostro ambiente e chi viene da noi deve essere coccolato ovviamente che sia un business lunch, un piatto veloce piuttosto che un menù magari un po' più ricercato e con un po' più di tempo per la sera. A me piace giocare anche un po' sui piatti meno, diciamo, così facili infatti ho anche rischiato perché vi ho fatto assaggiare, siamo passati da uno scampo magari abbastanza scontato, abbastanza usuale a della trippa, una salsa a base di aglio, delle lumache, insomma, quindi questo fa parte della mia cultura, nel senso che la tradizione significa anche poter permettersi, tra virgolette, di osare su qualche materia prima non più scontata, insomma, ecco. Tartar di tonno piuttosto che tartar di manza oggi ha inflazionato il mercato e se ne sono viste tutte le salse. Chi fa questo tipo di mestiere, chi fa questo tipo di ristorazione deve sentirsi anche in obbligo di provare a dare qualcosa di diverso, dare delle alternative, insomma, gli strumenti in mano, cioè le capacità, insomma, quello fa parte un po' dell'esperienza del percorso che è nato e poi insomma c'è un pizzico di follia come tutti i cuochi, quindi insomma ogni tanto ci piace anche mettersi insomma a rischio, se no dare tutto per scontato non si va rimane bene, piatti. Esatto, insomma. Quindi poi chiaramente il giudizio finale sta a chi è seduto a tavola e potrà dire se quello che è il mio pensiero è stato espresso in maniera positiva, in maniera esaudiente, però sicuramente insomma l'impegno è tanto, ecco, insomma. Ho la fortuna di avere un gruppo giovane di ragazzi, il mio collaboratore Mattia è bravissimo, molto giovane, un appassionatissimo, le due ragazze Andrea Paola e la Paola sono comunque con me da tanti anni, Paola tra l'altro è anche mia moglie, e la fortuna di aver incontrato Alessandro, che è insomma un'azienda leader per quanto riguarda il mondo del vino, ha fatto sì di sposare questo connubio e di creare questo nuovo progetto per far sì che tutto il collagine è dato poi dalla presenza di Filippo, che è il nostro direttore di sala, che insomma sta mettendo insieme, insomma stiamo cercando di fonderci uno con l'altro perché in modo che lui possa essere il lungo braccio di quello che noi facciamo in cucina.